Direttore, che valore, che significato diamo a questa esperienza di collaborazione con gli studenti dello UAV? Beh, è nata come un'idea per portare a conoscenza il mondo della bonifica ai giovani, soprattutto ai giovani che stanno studiando l'architettura e soprattutto l'architettura del paesaggio. E questo nasce da un'idea che avevamo e l'abbiamo concretizzata appunto attorno a questa Summer School, perché far conoscere il nostro territorio, per noi che ci lavoriamo tutti i giorni, che siamo impegnati a preservarlo e a garantire sicurezza idraulica ai cittadini, vuol dire cominciare a conoscerlo da dentro. Il nostro paesaggio non è un paesaggio così come lo vediamo naturale, è un paesaggio costruito dall'uomo, costruito con grandi sforzi da chi ci ha lavorato nella bonifica. Ecco che allora abbiamo cercato di coniugare la parola paesaggio con paesaggio della bonifica e soprattutto conoscendo il paesaggio della bonifica uno riesce a capire benissimo qual è l'origine del nostro Veneto, come il nostro territorio è nato. Da qui l'esperienza portata ai ragazzi nel cercare di ridisegnare, nel cercare di dare nuova vita a quelli che sono i grandi impianti o gli impianti che sono, di cui il Veneto è disseminato. Che messaggio vuole dare la bonifica, un organismo, un'istituzione come la bonifica ai ragazzi? La bonifica, come ci piace molto dire, ha delle radici molto profonde, proviene molto da lontano e spesso è un mondo silenzioso e poco conosciuto, però è un mondo impregnato di conoscenze, impregnato di professionalità, e quindi ai giovani ragazzi che stanno studiando, che stanno guardando a come disegnare anche il futuro, cominciare a capire che il nostro territorio è un territorio straordinario ed importante, dove la bonifica nel tempo, con quell'azione silente e silenziosa, l'ha ridisegnato ed è frutto appunto della mano dell'uomo. I giovani architetti che si stanno preparando ad affrontare il mondo del lavoro o comunque le committenze, cominciare a capire come è importante leggere attentamente il posto dove si vive, il territorio, l'ambiente, perché tutto ciò che viene costruito non può non dipendere da quello, deve essere in sintonia e in simbiosi con il territorio. Siamo al termine di questo percorso, vuole darci un suo giudizio, una sua impressione? Beh, il percorso è stato estremamente importante, è un buon viatico per riprenderlo l'anno prossimo, è un nostro obiettivo continuare questo rapporto con l'università, con lo UAV, e soprattutto perché attraverso questo continuiamo questa grande azione di disseminazione delle nostre conoscenze ad un mondo che probabilmente fino a ieri mattina non ci conosceva.